le vostre Bibbie nel Salmo di numero 46. Salmo 46. Cosa? Fatto? Salmo 46 dice così: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. C'è un fiume in cui i ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano. Egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. Il Signore dell'esercito è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende. Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra. Rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Preghiamo. Grazie Signore perché sappiamo che nonostante le difficoltà che attraversiamo nelle nostre vite, le battaglie che combattiamo, tu sei sempre al nostro fianco, Signore, il nostro rifugio, la nostra forza. Tu sei il nostro Dio, Padre, e sei sempre insieme a noi. Grazie perché tu sei un Dio che non cambia, le sue promesse dureranno fino ai nostri ultimi giorni, Padre. Grazie perché solo in te possiamo avere la vera pace, Signore. Questo culto è dedicato a te, accettalo, parla al nostro cuore, insegnaci, esortaci, guidaci, Padre, in nome di Gesù. Amen. Amen. Possiamo alzarci in piedi e concludere questa settimana bene e prepararci a iniziare un'altra settimana nella presenza del nostro Signore. Non vedo tutti quanti in piedi, bisogna iniziare ad andare in piedi per cantare. Cantiamo. Sono qui nella tua presenza, pensa a quello che hai fatto e farai a me, e
sono qui nella tua presenza, penso a quello che hai fatto e farai a me e aspetto con pazienza che la tua voce arrivi in fondo al cuore. Santo, giusto, fedele fino alla fine, salva, guarisce e non mi abbandonerà. Io ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei Gesù. Ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei Gesù. Proteggimi, è la promessa, sì, il tuo amore durerà in eterno. Proteggimi, è la promessa, sì, il tuo amore durerà in eterno. Ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei Gesù. Ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei Gesù. Noi vogliamo ringraziarti questa sera perché tu sei qui in mezzo a noi. Vogliamo ringraziarti per tutte le cose che tu ci hai dato questa settimana. Vogliamo ringraziarti perché tu sei il Re delle nostre vite, Padre, che tu possa essere, continuare ad essere il Re delle nostre vite. Ti ringraziamo perché tu ti manifesti. Ti ringraziamo perché ti manifesti. Ti ringraziamo perché nonostante tutto quello che accade nella nostra settimana, tutto quello che noi facciamo di sbagliato, tu ti dimostri un Dio perfetto, un Dio buono, Padre, verso di noi, e ti vogliamo innalzare questa sera, Padre. Nel nome santo di Gesù. Amen. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. C'è luce intorno a Re, la voce sua. La voce sua si udrà, il male tremerà, il male tremerà. Dio grande, Dio, canta che Dio grande, Dio, e si vedrà che è grande Dio, è il nostro Dio.
principio e fine sei. Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, il leone e l'agnello, il leone e l'agnello, Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Cantiamo un'ultima volta. Tutto sei per me. Solo la Chiesa. Tutto sei per me, Solo tu sei degno di lode. tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Canta tutto. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Chi sono io perché il grande Dio mi accolga a sé?
abbraccio e mi salvo il suo amore, il suo amore. Chi lo libera? Chi lui libero sarà, sono libertà ora ho perché mi riscatto. Vivevo in schiavitù, ma Gesù morì. Sì, per me morì, chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, sia così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, sia così. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Che Dio dice di me. Chi lui Padre, ti ringraziamo perché c'è un posto lì con te, Padre. Ti ringraziamo perché tu sei lì sempre ad aspettarci, Padre. Ti ringraziamo perché tu sei un Dio misericordioso, tu sei un Dio che ama, Padre, che ci ha salvato non perché abbiamo fatto qualcosa di buono, non perché noi proviamo a fare qualcosa di buono, ma perché tu ci hai amato, Padre, affinché che tutti possano essere con te, Padre, affinché che tutti possano essere salvi. Noi ti ringraziamo, Padre, vogliamo sentire più di te, Padre, se noi siamo qui questa sera perché vogliamo capire, perché vogliamo sapere, Padre, che tu possa manifestarti, Padre, che tu possa toccare i nostri cuori, che noi possiamo vedere, capire di più di te, Padre. Il mio orgoglio mi strappò dal giardino, la tua umiltà mi riportò di nuovo a te. Se vendessi ciò che possiedo in cambio dell'amore fallirei.
amore non si compra, né lo si merita. L'amore è un regalo, per grazia si riceve. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio. E dimorare in te. Voglio conoscerti, Gesù. Dimorare in te. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù. Il mio amato è il più bello, è tra migliaia di migliaia. Il mio amato è il più bello, è tra migliaia di migliaia. Il mio amato è il più bello, è tra migliaia di migliaia. Il mio amato è il più bello, è tra migliaia di migliaia. Il mio amato è il più bello, è tra migliaia di migliaia. Il mio amato è il più bello, è tra migliaia di migliaia. Il mio amato è il più bello, è tra migliaia di migliaia. Voglio conoscerti, Gesù. Dimorare in te, conoscerti, Gesù. Cantiamo voglio. Voglio conoscerti, Gesù.
Ti ringraziamo, Padre, perché tu sei qui in mezzo a noi, che tu possa parlarci questa sera, Padre. Ti preghiamo che la tua parola possa essere chiara, che noi possiamo comprenderla, Padre, che possa essere una parola viva, che noi possiamo applicare, Padre. Ti prego che tu possa cambiare le nostre vite, ti prego che tu possa cambiare le nostre menti, Padre, che noi possiamo essere come tu vuoi che noi siamo, Padre. Nel nome di Cristo Gesù, amen. Potete sedervi. Ciao a tutti, che non ho visto ancora. Oggi quindi apriamo le nostre Bibbie, Galati capitolo 3, versetto 19, leggeremo dal 19 al versetto 22. Dice così: perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni finché venisse la progenie, alla quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un mediatore. Ora, un mediatore non è mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No, di certo, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge, ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Preghiamo. Signore, nel nome santo di Gesù, la tua parola è qua, che tu possa veramente parlare ai nostri cuori questa sera affinché qualcosa di nuovo sia veramente sbloccato e attivato nella nostra vita, che tu possa cambiarci, fare, Signore, la tua volontà in noi, siccome la tua parola vuole che sia veramente nei nostri cuori. Nel nome santo di Gesù, amen. Molto bene. La scorsa predica di Junior qua, quando abbiamo visto la lettera di Galati, i versetti precedenti, abbiamo visto che lui ha parlato del Testamento, e per diversi mesi abbiamo visto, cioè per quanto riguarda la lettera ai Galati, Paolo parlando appunto, soprattutto in questo capitolo qua, nel capitolo 3, parlando di promesse. Le promesse che sono state date ad Abramo e la legge che è stata data a Mosè. E quindi Paolo fa questo contrasto appunto per dare un'idea ai Galati che le promesse di Dio non erano quindi basate su quello che facevano, ma su quello che credevano. E tutto il Vangelo quindi consisteva in questa cosa, no? Nel fatto di credere in Gesù Cristo. Noi abbiamo visto tutte queste cose e oggi i versetti che abbiamo letto qua sono versetti che, se noi non guardiamo un po' le altre lettere di Paolo, diciamo che è un po' difficile da capire. Perché? Perché Paolo qua praticamente fa un tipo di contrasto. Perché? Abbiamo visto che Paolo praticamente diceva ai Galati che la legge non era una cosa da guardare, diciamo così, nel senso da vedere e prendere in considerazione, ma qua Paolo dice: ma perché dunque la legge? No? E poi se noi guardiamo altre lettere di Paolo, vediamo che lui non era contro la legge, lui era proprio contro quello che la legge faceva nel discorso, nel confronto di tutte quelle persone che guardavano la legge e cercavano di vivere secondo la legge. E le promesse di Dio quindi
che è praticamente quello che l'Apostolo Paolo qua sta dicendo e sta parlando, sono promesse di Dio che sono state date ad Abramo e che noi siamo quindi persone che, diciamo, usufruiscono di queste benedizioni attraverso di una persona che noi abbiamo visto che è Gesù Cristo. Bene, oggi quello che volevo proprio lavorare qua con voi e soprattutto sviluppare qua con voi sono 3 cose. La prima, lo scopo della legge, perché Paolo qua praticamente parla di questa cosa. Secondo, la legge appunto non esiste più. Il terzo, la buona notizia. Ok? Quindi leggiamo il versetto 19 un'altra volta, che dice così: perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa e fu promulgata per mezzo di angeli per mano di un mediatore. Molto bene. Paolo qua sta spiegando ai Galati il perché la legge è stata data al popolo. Quindi il primo scopo della legge era quello di denunciare il peccato. Apriamo le nostre Bibbie nella lettera ai Romani, capitolo 7, versetto 7. Che dice così: che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo, anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Quindi l'Apostolo Paolo sta dicendo che la legge aveva uno scopo, di denunciare il peccato. Lui sta dicendo qua, la legge è brutta, cioè la legge è peccato? No. Lo scopo della legge era appunto di puntare sul peccato e di dire questa cosa è peccato e questa cosa non è peccato. Facciamo un esempio. Chi guida qua sa benissimo che ci sono i cartellini, no? Tra un comune e l'altro, molto probabilmente, cambia il cartellino. 50 km orari, poi 70 km orari. Se non ci fossi questi cartellini, molto probabilmente potevamo accelerare e anche magari, non so, fare 90 km orari. Perché se non c'è appunto questo cartellino, molto probabilmente è molto più facile di capire il perché, cioè il fatto che noi dobbiamo seguire e soprattutto ubbidire quella velocità. Ma se ci sono quelli cartellini, noi sappiamo che noi non possiamo infringere la legge. Cioè, se la legge, in quel caso lì, stradale, mi sta dicendo che devo andare al massimo a 50 km orari, devo andare a 50 km orari. Quello che l'Apostolo Paolo stava dicendo è che lo scopo della legge era appunto dire, guarda, la concupiscenza è peccato, voi non dovete uccidere, non dovete amare il Signore il nostro Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima. Cioè, il fatto della legge era appunto per distinguere quello che era giusto e quello che era sbagliato. E anche noi, cioè, tante volte nella nostra vita facciamo di queste domande, giusto? E perché l'Apostolo Paolo tante volte usava questi termini? Perché è semplice forse da capire quello che è molto oggettivo nella nostra vita. È difficile da capire tante volte quello che è soggettivo. E io parlando con una persona la settimana scorsa, questa persona mi ha chiesto, ma scusa, la Bibbia non dice esattamente quello che per quanto riguarda i tatuaggi, perché logicamente i tatuaggi, c'è un versetto che noi, cioè tante volte qua ho già parlato di questa cosa, il Levitico capitolo 19 versetto 28, ma che non parla esattamente per quanto riguarda i tatuaggi. Quindi se non ci fosse quel versetto là, molto probabilmente non ci sarebbe questa domanda e soprattutto questo dubbio. Ci sono cose nella Bibbia che sono molto più, diciamo, dirette e ci sono altre cose che magari sono molto più soggettivi, che ci serve appunto un po' di interpretazione e soprattutto che noi conosciamo un po' di più la Bibbia, affinché noi possiamo veramente capire esattamente quello che la Bibbia sta dicendo. Quindi la legge, tanto nel Vecchio Testamento quanto nel Nuovo Testamento, è appunto
necessaria per distinguere esattamente quello che è peccato e quello che non è peccato. E una cosa molto evidente è che quando noi guardiamo il Vecchio Testamento, vediamo spesso e parecchio il popolo di Israele che si rialzava e ricadeva un'altra volta, peccava, chiedeva perdono, ma appunto perché loro avevano questa direzione, cioè questa direttiva dalla parte di Dio nel deserto, che non dovevano fare determinate cose. Adesso guardando la nostra vita, quello che è oggettivo, quello che la Bibbia ci chiede, e magari quello che è soggettivo, tante volte fa un po' di confusione per noi, no? Soprattutto quando noi siamo giovani. E ci vengono tantissime domande da fare, no? Ma secondo me, cioè, oppure se conosciamo una persona che noi la riteniamo importante per noi, se la teniamo tanto, diciamo, ma scusa, secondo te questo è peccato, questo non è peccato? E diciamo che il nostro livello di misura deve essere sempre la Bibbia, quello che dice la Bibbia, perché noi siamo cristiani, giusto? Il mese scorso io stavo studiando bibliologia, quindi in questa materia dell'università impariamo che la Bibbia è la nostra regola di fede e di pratica. Noi impariamo che le scritture sono quello che determinano esattamente quello che noi dobbiamo fare nella nostra vita. Perché noi da cristiani dobbiamo capire esattamente che la Bibbia dice esattamente quello che noi possiamo e quello che noi non possiamo fare. Quindi questo era lo scopo della legge. Un altro scopo della legge era quello di dimostrare la debolezza dell'uomo e soprattutto di dimostrare la santità di Dio. Cioè la legge non aveva quello scopo di salvare l'uomo, ma aveva lo scopo appunto di dimostrare all'uomo che lui aveva bisogno di un Salvatore, che era quello che Paolo stava cercando di dimostrare attraverso la sua lettera ai Galati. Lui stava cercando, e soprattutto la legge ha cercato di fare vedere all'uomo che lui aveva questa necessità di una persona che era perfetta, che è il nostro Gesù Cristo. Quindi apriamo le nostre, continuiamo lì sulla lettera ai Romani, adesso passiamo al versetto 12, che dice così: così la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. Quindi il problema non si trovava nella legge, il problema si trovava nell'uomo, che era proprio incapace di essere perfetto come la legge richiedeva. Ma l'Apostolo Paolo sta dicendo no, la legge è buona, la legge è perfetta. Quindi noi da qua possiamo capire e soprattutto interpretare che se noi fossimo veramente persone perfette non avevamo più bisogno di Gesù Cristo. La legge era capace e soprattutto era efficace per salvarci. Invece no. Noi abbiamo bisogno di Gesù Cristo. Quindi il problema non è appunto quello che noi leggiamo nella Bibbia. E una cosa che io cerco sempre di parlare, e stavo parlando con una persona, è che noi dobbiamo avere equilibrio nella nostra vita. E io percepisco tante volte che quando noi guardiamo la legge ci sono due estremi. Quell'estremo che vogliamo fare esattamente tutto quello che dice la legge perché siamo appunto delle persone che vogliamo essere accettate per quello che noi facciamo tramite la legge, oppure siamo delle persone che diciamo così, vabbè dai, la legge adesso non c'è più e quindi adesso posso fare tutto quello che voglio. E non è di tutto vero. La legge, e la Bibbia è quello che noi vedremo dopo, la legge, quella che Gesù Cristo ha messo un fine, è per quanto la legge della giustificazione attraverso il sacrificio di Gesù. Ma noi non possiamo dire che adesso non siamo sotto una legge. Anzi, vorrei lasciarvi una parte di un libro che si chiama Il Peregrino. È un libro fantastico e vi leggerò una parte del libro, e che lui praticamente fa un'interpretazione di quello che è il peccato e di quello che è, diciamo, il potere dello Spirito Santo e il dovere dello Spirito Santo, che dice così: allora l'interprete lo prese per mano e lo condusse in una stanza molto grande, piena di polvere, perché non era mai stata spazzata. Dopo averla esaminata, l'interprete ordinò a un uomo di spazzarla.
Non appena questi iniziò a spazzare, la polvere si sollevò, così tanto che il cristiano quasi soffocò. Allora l'interprete disse a una giovane donna che si trovava lì vicino: «Porta dell'acqua e spruzzane un po' nella stanza». Fatto ciò, la stanza poté essere spazzata e pulita con piacere. Il cristiano ha chiesto: «Ma che cosa significa questo?» E l'interprete ha detto: «Questa stanza è il cuore dell'uomo, che non è mai stato santificato dalla dolce grazia del Vangelo. La polvere è il suo peccato originale e le corruzioni più intime che hanno macchiato l'uomo intero. Colui che per primo iniziò a spazzare è la legge, ma colui che portò l'acqua e la spruzzò è il Vangelo. Ora tu stesso hai visto che non appena l'uomo iniziò a spazzare, la polvere si sollevò, rendendo impossibile pulire la stanza. Quasi soffocasti. Questo per mostrarvi che la legge, anziché purificare con la sua azione il cuore dal peccato, in realtà lo ravviva, lo rafforza e lo accresce nell'anima, pur rivelandolo e proibendolo, perché non dà la forza di sottometterlo. Poi continuò: avete visto la giovane donna aspergere la stanza con acqua, potendo così pulirla con piacere? Questo per mostrarvi che quando il Vangelo entra nel cuore, con la sua dolce e preziosa influenza, il peccato viene vinto e sottomesso, proprio come avete visto la giovane donna far depositare la polvere aspergendo il pavimento con acqua. L'anima viene purificata dalla fede, preparandosi così ad accogliere il Re della gloria. Quindi la legge, come ha fatto questa illustrazione qua nel libro, ha il potere di dimostrare esattamente quello che ha di sbagliato nella nostra vita. Quando la parola del Signore arriva nella nostra vita, questa parola che ci fa vedere esattamente come se fossimo ad esempio in questa stanza buia, che non riusciamo a vedere niente, ma quando accendiamo la luce e riusciamo a vedere tutto quello che c'è di sbagliato, soprattutto quel peccato che tante volte noi non riusciamo a vedere nella nostra vita, e forse per questo motivo che tante persone che non sono cristiane ancora, che sono al di fuori della Chiesa, hanno la coscienza pulita, perché per loro va tutto bene, cioè non c'è niente di sbagliato. Ma quando noi che siamo cristiani capiamo esattamente che magari stiamo facendo delle cose che non sono gradevoli al Signore, è perché noi conosciamo la parola e diciamo: caspita, questo qua non è giusto quello che sto facendo, perché la parola del Signore denuncia il peccato. Il problema è che quando Paolo inizia questo discorso qua nel capitolo 7 di Romani, dice che il peccato coglie dalla situazione appunto della denuncia del peccato attraverso la legge. Il versetto 8 dice così: ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me in ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Io non so voi, ma tante volte nella mia vita io ho visto già Satana che mi accusava, dicendo esattamente le cose sbagliate che facevo. Perché? Perché il peccato coglie dalla situazione della legge che accusa e denuncia il peccato, e se noi veramente facciamo tutto quello che la legge dice di non fare, siamo delle persone che il peccato punta il dito su di noi e dice così: hai sbagliato, tu non meriti quel favore di Gesù Cristo. E devo dirvi una cosa: noi non lo meritiamo, non lo meriteremo mai. Però c'è una persona che è perfetta, che è quello che l'Apostolo Paolo stava cercando di fare, è quello che noi stiamo dicendo quasi tutti questi mesi che noi stiamo vedendo la lettera qua. Gesù Cristo era perfetto ed è per questo motivo che siamo giustificati. Quindi questo era lo scopo della legge. Secondo punto: la legge quindi adesso è finita? No, assolutamente no, perché noi adesso siamo sotto la legge di Cristo. Cioè, tu mi puoi dire così: ok, ma la legge del Vecchio Testamento non esiste più, adesso quindi c'è la legge del Nuovo Testamento, la legge di Gesù Cristo? Sì. Apriamo le nostre Bibbie, Romani, capitolo 10, versetto 4.
che dice così: poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Quindi vi ricordate, no, di quello che vi ho detto, i due estremi, un estremo che dice faccio tutto quello che dice la legge e l'altro che dice il fine della legge è Cristo, adesso faccio quello che voglio. Però apriamo adesso 1 Corinzi capitolo 9 versetto 21. Dice così: con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Quindi l'Apostolo Paolo sta dicendo, lo stesso Apostolo Paolo che ha scritto ai Galati, dovete vivere per la fede in Cristo, ma noi non siamo sotto la legge, ma siamo sotto la legge di Cristo. Quindi vuol dire che c'è una legge. Perché c'è una legge? Ebrei capitolo 7, versetto 12. Dice così: poiché cambiato il sacerdozio avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. E che cosa la Bibbia dice di Gesù Cristo? Che Lui è il nostro sacerdote, il sommo sacerdote dalla linea di Melchisedec. Ebrei capitolo 5 versetto 6. Altrove e gli dice anche: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Questa è una citazione del Salmo 110, versetto 4. Quindi, quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo a quelle persone è che la legge, pur denunciando il peccato, pur avendo questo punto negativo, che era come se fosse una lupa che dimostrava il peccato del popolo, che gli faceva capire esattamente che loro avevano peccato, che dovevano arrendersi a Dio, che dovevano chiedere perdono a Dio. Il peccato in qualche modo era solo una denuncia di quello che faceva la legge. Quindi la legge non era di tutto brutta, anzi Gesù Cristo è venuto a portare un'altra legge, perché se Lui è un altro sacerdote, quindi vuol dire che c'è il cambiamento della legge anche. E tu mi dici così: ok, ma come faccio a capire quindi dove c'è stato un cambiamento della legge? Matteo capitolo 5. Versetto 21. Dice così: voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere, non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro il suo fratello sarà sottoposto al tribunale. E chi avrà detto a suo fratello racca sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà sottoposto alla iena del fuoco. Versetto 27. Voi avete udito che fu detto, non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. 31. Fu detto, chiunque ripudia sua moglie le dia atto di ripudio, ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata vi commette adulterio. 33. Avete anche udito che fu detto agli antichi, non giurare il falso, dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. Ma io vi dico, non giurare affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio. Se noi continuiamo a leggere qua il capitolo 5 fino al capitolo 7, vediamo che Gesù Cristo faceva sempre riferimento a quello che è stato detto agli antichi. Cosa vuol dire
fu detto agli antichi? La legge. Ma Gesù Cristo sta dicendo, ma io vi dico però. Quindi è di certo che Gesù Cristo stava dicendo, voi adesso avete un'altra legge, perché io sono la prefigurazione di tutto quello che la Bibbia ha parlato di me, di tutto quello che i profeti parlavano di me e anche di quello che ha scritto questa cosa qua, che è Mosè, stava parlando di me. E mi puoi dire così, ok, ma da dove hai tirato questa? Giovanni capitolo 5, versetto 39. Gesù parlando ai farisei. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di essa vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Quindi la propria scrittura, il Vecchio Testamento parlava di Gesù. Adesso Deuteronomio capitolo 18, versetto 15. Questo era Mosè. E quindi quando qualcuno magari ti dirà così, guarda che secondo me la Bibbia deve subire un aggiornamento. No, assolutamente no. Perché questo aggiornamento che la Bibbia, che Gesù stava facendo, questo aggiornamento è stato già prefigurato nella figura di Mosè parlando di Gesù Cristo. Il versetto 15 dice così: per te il Signore, il tuo Dio, farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me. A lui darete ascolto. Mosè stava parlando di Gesù. Quindi non è detto che adesso noi siamo senza legge. Anzi, Paolo stava parlando di una legge, che noi siamo sotto la legge di Cristo. E Mosè stava dicendo che noi dovevamo dare ascolto a quello che Gesù Cristo stava dicendo. Perciò, quello che noi troviamo nella Bibbia è nel Nuovo Testamento, di quello che Gesù stava parlando, è la legge che noi dobbiamo seguire. Ma qual è la differenza tra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento? La differenza è quello che Gesù ha fatto per noi, attraverso del suo sacrificio, e di quello che noi abbiamo ricevuto nel momento in cui lo Spirito Santo è entrato dentro di noi. La differenza è che adesso noi abbiamo lo Spirito Santo, che possiamo essere e abbiamo la possibilità di essere ubbidienti e abbiamo l'accesso a tutto quello che Gesù Cristo ha conquistato, ha acquistato per noi attraverso il suo sacrificio. E è questo che è l'ultimo punto di questa sera, che è la buona notizia. L'Apostolo Paolo finisce il suo argomento, diciamo così, nel capitolo 8 di Romani. L'ultimo versetto del capitolo 7 dice così: grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. E inizia il capitolo 8 dicendo così: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, un'altra volta lui sta dicendo che il problema era la carne e non la legge, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. E qual è il collegamento che noi abbiamo visto, che noi abbiamo letto in Galati? Torniamo adesso là in Galati e leggiamo il 21 e il 22. Che dice così: la legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No, di certo. Perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Cioè, qui Paolo
sta dicendo così: se la legge fosse capace di dare vita, allora sì, per certo, la legge sarebbe data come giustizia e capace quindi di... E noi eravamo capaci di essere salvati attraverso questa giustizia, questa legge. Ma il fatto è che la legge non faceva quello. La legge aveva uno scopo. Però non è di tutto brutto. La prossima predica vedremo esattamente il fatto, cioè la cosa buona della legge, quello che ha fatto del lato positivo di quello che Dio ha consegnato. Oggi abbiamo visto magari solo i punti negativi, no? Però la notizia buona è che Gesù Cristo ha fatto tutto per noi. E quello che c'è scritto qua nella lettera ai Romani, nel capitolo 8, diciamo che è un riassunto di tutto quello che Gesù ha fatto per noi sulla croce e che ogni cristiano deve avere ben chiaro in testa, cioè il versetto 3 e il versetto 4. Infatti ciò che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo Spirito. Quindi se noi che siamo cristiani vogliamo essere veramente dei cristiani che seguono la verità e che abbiamo accesso a tutte queste promesse dalla parte di Dio, dobbiamo avere fede in Gesù Cristo. Fede che Lui è morto per noi su quella croce, ma che è risorto. Fede che Lui ha fatto tutto per noi, perché noi siamo proprio impotenti, siamo proprio delle persone che non sono capaci, ma Gesù Cristo è capace. Lui ha fatto tutto per noi. Ma non possiamo dimenticare di una cosa. Il versetto 8 dice che e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. E finisco qua, dicendo una cosa. L'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Galati praticamente lasciava, diciamo così, in corrispondenza la carne con la legge, la fede con lo spirito. Quello che Paolo sta dicendo qua è che noi non possiamo piacere se noi continuiamo nella carne. Continuare nella carne è continuare a vivere una vita attraverso la legge, cioè cercare di vivere attraverso le nostre azioni, le nostre opere, che dobbiamo avere appunto quell'idea che siamo delle persone che vivono per fede. Ebrei capitolo 11 versetto 6 dice che è impossibile piacere a Dio senza fede. Un vero cristiano devi piacere a Dio attraverso la fede, ed è la fede in Gesù Cristo. Credere non solo che Lui è morto, ma che ci ha dato la possibilità attraverso lo Spirito Santo di vivere esattamente quello che noi troviamo nella Bibbia, perché adesso è possibile. Quindi invito il gruppo di lode in questo momento. E potete alzarvi in piedi. In questo momento vorrei pregare insieme a voi. Chiudiamo i nostri occhi. Signore, nel nome santo di Gesù, vorrei ringraziarti, Signore, per questa parola. Che tu possa darci, Signore, la forza necessaria, soprattutto che il tuo Spirito Santo possa aiutarci nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui tante volte pensiamo che siamo da soli e che tante volte, Signore, vogliamo ancora vivere per le nostre forze. Che tu possa farci, Signore, capire che noi siamo delle persone che abbiamo questo potere disponibile attraverso lo Spirito Santo per vincere qualsiasi cosa, Signore, attraverso la forza che lo Spirito Santo ci dà, non attraverso le nostre forze. Che il vivere nella carne, Signore, sia proprio un qualcosa che noi
sappiamo esattamente che non è possibile più, perché adesso siamo delle nuove creature. Siamo delle nuove creature che hanno, Signore, lo Spirito Santo dentro di noi e che adesso siamo sotto questa legge. Siamo sotto la legge di Cristo, che è vivere, Signore, questo tempo della grazia, che non ci permette, Signore, più di essere come volevamo noi, ma che ci permette appunto, Signore, di essere come Tu vuoi. Quindi che attraverso questa parola, attraverso tutto quello che possiamo imparare, Signore, dalla Tua parola, che è viva, efficace e utile per insegnarci ogni cosa, che Tu possa, Signore, veramente attraverso di essa trasformare, Signore, il nostro cuore, trasformare, Signore, la nostra vita. Nel nome santo di Gesù. Amen. E siccome noi non abbiamo fatto prima, in questo momento, siccome noi in questi mesi stiamo pregando, no, per la Chiesa perseguitata, che facciamo dei piccoli gruppi, cioè 3-4 persone, e che possiamo pregare quindi per la Chiesa perseguitata. Ok? Questo mese che noi stiamo, no, pregando per lo Yemen, quindi nel momento in cui i ragazzi qua suonano, poi nel posto tuo lì col tuo gruppo, pregare e alzare questo clamore quindi a questa nazione che ha tanto bisogno delle nostre preghiere. Amen.
glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. C'è luce intorno a Re, la voce sua si udrà, il male tremerà, il male tremerà. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Il tempo è in mano a te, eterno senza età, principio e fine sei, principio e fine sei. Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, il leone e l'agnello, il leone e l'agnello. Dio grande Dio,
Potete sedervi. Questa sera non avremo i piccoli gruppi, però non andate via subito, restate, parlate, fate nuove amicizie, non scappate subito. Poi l'unico avviso che abbiamo, se non mi sbaglio, è il nostro campeggio. Dal 22 al 24 maggio l'iscrizione potete fare soltanto fino al 10 maggio, quindi un mese per fare le vostre iscrizioni. Se fate ancora ad aprile potete pagare anche in 2 rate, una ad aprile e l'altra entro il 10 maggio, altrimenti dovete pagare tutto subito. Va bene? Non dimenticate, fate le vostre iscrizioni sul gruppo di Agamove su WhatsApp. C'è il link con il formulario, i dettagli, come fare, tutto quanto. C'è un formulario per fare la vostra iscrizione, compilate. Se ci sono dubbi, cercateci, parlate con me, parlate con Camillo oppure con una delle altre coppie. Va bene? Preghiamo per finire il nostro culto. Grazie Padre. Grazie per quello che stai facendo nella vita della nostra Chiesa con i nostri giovani, i nostri adolescenti, Signore. Grazie per la parola che abbiamo ricevuto. Parli al cuore di ciascuno di noi qui, Padre. Aiutaci a mettere in pratica i suoi insegnamenti, Signore. Guardaci durante questa serata, durante questa settimana, sia con ciascuno di noi. Benediciti, Padre. È questo che ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a te. Buon sabato.